Siamo tornati in studio, è il momento adesso di parlare di Lupe Basket. Continuano a vincere le giallonere di San Martino di Lupari, vittoria in questo fine settimana anche contro Empoli. Ne parliamo in studio stasera con Martina Sandri. Ciao Martina, ben trovata qui nei nostri studi. E accanto a te Riccardo Andretta, responsabile della comunicazione delle Lupe Basket, che torna a trovarci. Ciao Riccardo. Ciao Giovanni, buonasera. Io vado subito però da Martina. Sandri, allora, tu al momento sei ferma per infortunio, rientrerai a dicembre, però segui la formazione delle tue compagne. Questa vittoria, ricordiamo, 52-83 contro Empoli, è stata una vittoria ampia nel risultato, ma è stata partita facile oppure avete dovuto sudare? Beh, sicuramente arrivavamo da una settimana dove la partita persa contro Venezia ci aveva portate ad avere molto più bisogno di restare concentrati in palestra per ritornare subito a vincere. Ci vuole comunque sempre concentrazione perché nessuna partita diventa scontata nel nostro campionato e le ragazze sono state molto brave a interpretarla da subito nel modo giusto, in modo da rendere chiaro fin da subito la volontà di volerla portare a casa. Siete partite in maniera rapida, rapidissima, 9-0, un vantaggio che ha fatto capire, come hai detto giustamente tu, ad Empoli contro chi ci si trovava a dover giocare. C'è stata anche la possibilità di risparmiare un po' di energie sul finale, detto che adesso comunque c'è una lunga pausa e quindi avrete tutto il tempo per rifiatare. Sì, sicuramente in realtà le ragazze danno sempre il 100%, quindi no, nel senso che abbiamo utilizzato tutti i minuti anche per prepararci alle prossime partite, quindi non ci si rilassa mai, anche se la partita sembra quasi chiusa. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e la classifica fino a questo momento del campionato di Serie 1 di basket, un campionato nel quale le Lupe fino ad ora hanno perso soltanto un match. Eccoli qui: Vigarano Palermo 88-75, vittoria di misura per Lucca su Sesto San Giovanni 67-65, Broni 78, Torino 73, vittoria per lo Schio 63-47 su Battipaglia, della Costa Masnaga 73-67 su Bologna, esterna la vittoria del Fila San Martino sull'Empoli 83-52, bene anche Ragusa contro Venezia 83-60 per una classifica di Serie 1 che vede le Lupe Basket comunque in seconda posizione. Andiamo a vederla nel dettaglio, classifica ancora corta per certi aspetti, con la formazione giallonera che è a 10 punti alla pari di Venezia e Schio, un trio veneto in seconda posizione alle spalle di Ragusa che guida con 12, poi a seguire tutte le altre. Ma Martina, questa classifica, questo inizio così positivo, insomma, con Venezia e Schio a 2 soli punti da Ragusa, ve l'aspettavate all'inizio stagione? No, nel senso che quest'anno i cambiamenti sono stati tanti, sia per noi che anche per le altre squadre. E quindi, come ho detto prima, nessuna partita quest'anno diventa scontata. È bello per quello, è bello perché si va la domenica per giocare ogni partita. E non ci aspettavamo una partenza così, però bello così. Immagino chiaramente, ma anche i tifosi se la stanno godendo. La tua è stata una partenza però un tantino bloccata da questo infortunio, la rottura del legamento del ginocchio. Come stai e possiamo dare per il mese di dicembre un tuo rientro alle competizioni, alle gare per rivederti in campo, oppure è un po' prematuro? Non so definire un tempo, anche se in realtà il mio ginocchio sta molto bene, la riabilitazione procede molto bene, ho iniziato a fare anche qualche lavoro in campo ed è molto bello. Stai faticando più delle tue compagne, perché mentre le tue compagne devono riposarsi tra una partita e l'altra, tu invece non hai bisogno di riposo perché al momento non giochi, quindi stai recuperando anche dal punto di vista della condizione fisica. Sì, quando si rientra da un infortunio per assurdo ci si allena magari qualcosa in più rispetto alle compagne, però c'è sempre un obiettivo ben chiaro davanti e quindi lo si fa sempre volentieri. A proposito degli obiettivi, Riccardo, vengo da te. Adesso il campionato si ferma per una pausa. Quali sono gli appuntamenti che attendono le Lupe giallonere da qui alle prossime settimane? Alcune si riposeranno, altre invece saranno ancora più impegnate. Sì, la 1 sarà appunto ferma perché c'è la sosta per la nazionale, si tornerà in campo domenica 24 novembre in casa contro Bologna. C'è la A2 comunque questo sabato al Palazzetto dello Sport, il Fanola che è reduce da una sconfitta in volata a Bolzano
contro una squadra imbattuta, per cui una buona prova, considerando anche che la squadra era priva di due elementi come Pasa e Toffolo che erano impegnate in contemporanea con la 1. Dicevo, per il Fanola sarà una partita importante perché è uno scontro diretto, dopo le buone prove offerte nelle ultime giornate, sicuramente offrire questo tipo di prestazione in uno scontro diretto potrebbe essere importante per mettere in cascina altri 2 punti. Tra gli impegni della settimana c'è ovviamente quello della nazionale che comincia il suo percorso di qualificazione verso Eurobasket 2021. Le azzurre giocheranno giovedì a Cagliari con la Repubblica Ceca e poi domenica in Danimarca. Con loro c'è anche Samantha Ostarello, che è la giocatrice del fila italo-americana che ha ottenuto il passaporto italiano alla vigilia del campionato. Lei freme per fare questo esordio in maglia azzurra, ci tiene, sta imparando l'italiano tra l'altro, per cui noi glielo auguriamo, sarebbe sicuramente una bella soddisfazione per lei e per la società. E poi un'ulteriore carica, immagino, anche una volta che rientrerà nei ranghi delle Lupe Basket. Martina, tu nei confronti ad esempio di una compagna come appunto l'Ostrello che si accinge a un'esperienza di questo tipo, così quali sensazioni, cosa le avete detto nello spogliatoio? È un appuntamento importante per lei? Assolutamente sì, lo è per lei come lo è per noi in realtà, perché quando si vive in squadra è un po' come se tutti vivessimo quello che vive il singolo. E la nazionale è sempre la nazionale, è penso il sogno di qualsiasi atleta poterci partecipare. E io le auguro di riuscire a giocare e di togliersi le sue soddisfazioni, perché anche lei sta lavorando veramente duro. Le abbiamo detto vai e non si può dire. Non si può dire no in TV, ma lo immaginiamo. Un'altra cosa, non è la tua prima avventura in maglia Lupe, perché tu con i colori gialloneri hai conquistato nel 2013 una promozione in A1 che immagino si sarà rimasta nel cuore. C'è un particolare ricordo di quell'annata e poi come ti sei ripresentata alle Lupe adesso dopo il quadriennio con Venezia? Il ricordo della vittoria del campionato di A2 è fortissimo. Quando si vince qualcosa sono emozioni che difficilmente si riescono a spiegare, bisogna viverle. Secondo me si fa sport per quello, per le emozioni che ti dà, perché i sacrifici sono veramente tanti, però vengono ripagati al 2000% dopo con le sensazioni, le emozioni che ti danno. Quello è stato un anno bellissimo perché avevamo anche tantissime persone che ci seguivano. Il ricordo bellissimo è abbiamo vinto a Milano la partita e quando siamo tornati nei piazzali del municipio c'erano veramente tantissime persone che ci aspettavano, tantissimi bambini che ci aspettavano ed è bello per questo, perché c'è questa familiarità che negli altri posti non c'è. Ma ti brillano gli occhi, insomma, tu che sei originaria di Schio, poi ti sei trasferita adesso a Galliera Veneta, quindi insomma hai vissuto, respirato basket da sempre, però queste emozioni insomma non hanno categoria, non hanno età, non hanno colore, no? No, assolutamente. Sono cose che poi ti porterai dentro per sempre, sono difficili da spiegare, però se uno ti guarda negli occhi come dici tu, spero di farlo percepire perché sono cose immense, bello bello. Assolutamente, chiaramente come le emozioni che ci regalate in campo. Torno da Riccardo, una battuta flash invece sull'appuntamento di giovedì 21 novembre all'Hotel Filanda. Che cosa accade? Un appuntamento insomma importante. Sì, c'è un incontro dedicato ai partner Lupe Basket, ma non solo, perché è aperto comunque a tutte le aziende che vogliono partecipare. Tra l'altro è un incontro a ingresso libero tramite ovviamente la prenotazione. E diciamo che a San Martino si cerca di ripagare la fiducia che le aziende sponsor offrono alla società, offrendo loro la possibilità di questi incontri in cui possono conoscersi, magari trovare delle occasioni di fare business insieme. Questa serata si intitola Fare impresa tra sport e innovazione sociale. Si parlerà della nuova pagina Facebook Lupe Basket in Azione, che è dedicata proprio alle aziende partner, per cui un progetto importante, sicuramente un appuntamento interessante che va anche un po' al di fuori di quello che è il rettangolo di gioco. E noi chiaramente vi seguiremo. Riccardo, ti ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie. Grazie a Martina per essere stata qui, ti aspettiamo la prossima volta quando sarai tornata in campo ovviamente. Grazie a voi. E noi ci vediamo una piccola clip delle tue gesta, poi torniamo in studio per l'appuntamento scaramantico finale.
Tognalini dentro per Sandri, fatto molto bene per Chiesa dentro per Sandri, Chiesa per Fieta, arriva il blocco, entra molto bene lo scarico, fa benissimo per Sandri, sempre 6 lunghezze da recuperare per la formazione ospite, intanto l'uscita dalla rimessa, poi dà in punta per Sandri, che non ci pensa due volte, prende il tiro da 3 punti a Pastore di nuovo per Tognalini, nel mezzo angolo per il tiro da 2 punti, palla ancora nelle mani di San Martino, l'uscita di Sandri, il tiro da 3 punti, fortissima di Broni, la palla che arriva per Chiesa che gioca l'1 contro 1, poi lo gran scarico per Sandri, penetra, scarica il tiro dalla media distanza di Martina Sandri.